Mentre il sole tramontava su Venezia, sono arrivati a bordo di motoscafi, barche a remi, gommoni, persino gondole. Hanno ormeggiato sul bacino dell'Arsenale, dove peraltro prima del film si poteva ordinare l'aperitivo o dopo la cena da consumare sempre direttamente in barca. Lo hanno battezzato Bark-In ed è la versione veneziana del drive-in di derivazione statunitense, dove si assiste alla proiezione cinematografica in automobile. Qui naturalmente tutto è accaduto in barca. Al primo appuntamento altri ne seguiranno fino al 5 agosto. L'iniziativa è nata da un gruppo di amici durante il lockdown, su idea dell'architetto navale veneziano Nicola Scopelliti. Ovviamente l'evento è gratuito, è nato da un team appunto che io rappresento di volontari che hanno pensato a un evento dalla città per la città. Organizzata dall'Associazione Culturale Veneziana FEMS, nata come programma radiofonico a Ca' Foscari, con il supporto del Comune di Venezia, di Vela e della Marina Militare, Barchini è un'iniziativa unica nel suo genere e dal carattere straordinario e fortemente suggestivo. Vedere un film attraverso una prospettiva dall'acqua, con una possibilità di dialogare e stare insieme ai concittadini, ai residenti, agli amici, è straordinaria. La location dell'Arsenale, i contenuti culturali, l'organizzazione fatta da alcuni ragazzi veneziani, giovani tra l'altro, che vogliono mettersi in prima fila per la nostra città, credo ha realizzato un bellissimo prodotto che con la collaborazione di tutti, in particolare della Marina Militare e dell'Arsenale, sicuramente avrà un grande successo.